Tre giovani, due di Lodina e uno di Foni, sono stati denunciati a piede libero dagli agenti del commissariato di Gavoi. Sarebbero gli autori di una spedizione punitiva compiuta nei confronti di un uomo di 38 anni di Gavoi. L'episodio si è verificato la notte del 31 luglio alle 5 del mattino sotto la casa della vittima. Al termine dei festeggiamenti religiosi avvenuti nel santuario campestre di Saitria, con la disputa anche del palio, il 38enne è rientrato a casa, ma ad attenderlo ha trovato i tre giovani che prima lo hanno colpito con un oggetto contundente alla testa. Poi, una volta a terra, lo hanno picchiato con una violenza inaudita. Ad interrompere il pestaggio le urla di un vicino di casa della vittima, accortosi di quanto stava accadendo. A quel punto i tre si sono dati alla fuga. L'uomo è stato soccorso e prima condotto nella guardia medica del paese, ma la gravità delle sue condizioni hanno consigliato un suo trasporto all'ospedale San Francesco di Nuoro, dove gli sono state riscontrate diverse lesioni. I medici gli hanno assegnato una prognosi di 30 giorni. Le indagini, condotte dagli agenti del locale commissariato, hanno portato all'identificazione dei presunti autori del pestaggio, che sono stati deferiti in stato di libertà all'autorità giudiziaria.